Grandine così era da parecchi anni che non si vedeva e qui in centro città non era mai successo. Chicchi di grandine delle dimensioni di un'arancia scesi dal cielo come proiettili. Qualcuno ha definito quei 15 minuti d'inferno un bombardamento che ha colpito la zona del Vittoriese. Nonostante oggi splenda il sole, sono ancora ben visibili i segni lasciati dal nubifragio di ieri mattina. Vetri delle auto andate in frantumi, lucernai letteralmente disintegrati. Qui a mia mamma ha spaccato il lucernario che era dall'altra parte, è entrata acqua nella soffitta. Vigili del fuoco al lavoro stamane in diverse zone per tegole pericolanti e per mettere in sicurezza le coperture dei tetti. In questa azienda dove si lavora il plexiglass, gli enormi buchi lasciati dalla grandinata sul controsoffitto dicono quanto accaduto, più di tante parole. Proiettili venivano giù. Ho misurato una palla da 15 cm e mezzo per 12,5. Ho appena fatto i calcoli che su tutte le vetrate, che sono 132 vetri, adesso metterli tutti in plexiglass andremo a fare una spesa di 10.000 euro solo di vetri, solo di materiale. Impossibile al momento quantificare i danni, ma sono soprattutto gli agricoltori ora a fare i conti con l'ondata di maltempo. Un evento straordinario, siamo passati da una siccità importante a una grandinata che ha messo in ginocchio tante delle nostre aziende agricole.